Monte Cimacuta si trova nelle Dolomiti Friulane, è chiamata anche la montagna di Forni di Sopra. L'escursione non è lunga, ma è faticosa e richiede un passo sicuro, soprattutto per quanto riguarda la parte terminale della salita. Per raggiungere il punto di partenza si segue la strada statale 13 Udine-Tarvisio fino a raggiungere Carmia. Si devia quindi sulla strada statale 52 verso Tolmezzo, poi Villa Santina e Nemonzo, Forni di Sotto e Forni di Sopra. Raggiunta Forni di Sopra si prosegue per circa 3 km verso la località Borsaia. Qui parte il sentiero 367 che ci porterà verso la cima del monte Cimacuta. A circa quota 1930 si lascia il sentiero per salire su un ripido ghiaione fino alla cima. Per la discesa attraversiamo il ghiaione verso il passo Lavinal, quindi il sentiero 367 ci porterà al punto di partenza. Questa è la Croce di Vetta vista dal paese di Forni di Sopra. Si parte da località Borsaia. Con noi oggi ci sono anche Elisabetta e Sandra. Dopo un breve tratto di Carrareccia il sentiero si interrompe e si prosegue quindi sul ghiaione formato dal torrente Lavinale. Si vede il sacrificio? No, si vedono i sassi. Dopo un buon tratto di sassi e ghiaia, troviamo quello che rimane del vecchio sentiero. Sono vive, sono vere, sono le nostre accompagnatrici di oggi. Il sentiero pare poco frequentato, infatti in alcuni tratti scompare completamente. Invece in alcuni punti stranamente è stato rimesso a posto. Questa è la roccia vista da sotto, sulla quale abbiamo riprese le prossime immagini. Questo è un tratto da attraversare con molta attenzione. Aggrappati ai legni lì. No, attento alle rocce van giù. La Croce di Vetta si avvicina. Questo è uno dei tratti in cui il sentiero è in ottime condizioni.
Siamo all'ultimo tratto, usciamo dal sentiero 367 per attraversare il ghiaione che ci porterà alla cima. Che spettacolo ragazzi, una meraviglia! Passato il ghiaione seguiamo una traccia, ci danno qualche indicazione dei vecchi bollini sulle rocce. Sopra di noi troneggiano delle friabili guglie dolomitiche. Ed eccoci finalmente in cima. Purtroppo questa è una zona di non volo per il drone. Un breve pasto veloce e poi giù, perché il cielo si sta facendo scuro. Scendiamo fin sotto le rocce e proseguiamo lungo il ghiaione per arrivare al passo Lavinal. Giunti al passo Lavinal, incrociamo il sentiero 367. Ci fermiamo veramente poco perché cominciano le prime gocce di pioggia. Di lì a poco, infatti, comincia a piovere veramente. Ecco che ricompare anche stavolta il gobbo di Notre Dame. Sta già piovendo, qua bisogna cominciare a prendere provvedimenti. Dopo circa 3/4 d'ora di pioggia scrosciante, il cielo si rasserena. Grazie per la visione, ricordatevi di iscrivervi al canale. E dopo essersi cambiati mettiamo tutto ad asciugare.